Ormai tutto pronto per la quarta corsa, la seconda per il Tommaso Grassi Hayward Super Frustino 2019. Ovviamente al comando è Maurizio Cheli, che ha vinto la prima prova con ASL a 10 punti. Ma vediamo questa seconda riservata a cavalli anziani con l'1 Vancouver Ongi, Maurizio Cheli, 2 Triglav, Alessandro Raspante, 3 Ulisse Hans, Maurizio Visco, 4 Poker OP, Salvatore Valentino, 5 Tina Turner, Sandro Miraglia, 6 Turbine LP, Francesco Virzi. In seconda fila 7 Talen B, Giorgio Cassani, 8 Rasabax, Andrea Vitagliano, 9 Uvenia Mail, Gianvito D'Ambroso, 10 Tarek, Loris Farolfi. Tutta rete la prima fila. Anche Turbine LP prova il lancio veloce, vediamo 4 cavalli su una linea. Di dentro è Triglav, ma viene scavalcato da Ulisse Hans, a sua volta attaccato da Poker OP e Turbine LP. Alla fine si getta di galoppo il numero 3 Ulisse Hans rompe anche numero 1 Turbine LP. Vancouver Ongi squalificato, e quindi è Poker OP con Salvatore 6, Valentino Turbine che LP prende il comando davanti a Triglav con Alessandro Raspante, mentre avanza subito al largo Tarek, che ha preso buonissima partenza con Loris Farolfi e alla fine passa in vantaggio dopo 450 metri, 39 i primi 4, e Tarek è un po' a sorpresa al comando. All'esterno vediamo avanzare Umenia Mail che si trascina Talent B, intanto i 600 vanno via in 46 appena abbondanti. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Tarek con Loris Farolfi davanti a Poker OP, poi lungo la corda Triglav e Tina Turner F. Al largo Uvenia Mail, poi Talent P che stenta un po' a tenerle la schiena. Il giro è andato via in 1 minuto e 6 decimi, sempre in vantaggio Tarek con in schiena Poker OP. Poi al largo Uvenia Mail, ma il ritmo è veloce ancora, 14,7 la curva, viene fuori un primo chilometro in 1,15,3 con sempre in vantaggio Loris Farolfi. Si gira, vede al suo esterno Gianvito D'Ambroso con Uvenia Mail che ora dà l'attacco finale, 14,5 la retta di là, sempre Poker OP che segue interessato il duello fra i due, poi anche Triglav è vicino ai primi. Siamo a 250 metri dalla conclusione con Tarek e Uvenia Mail in dibattito aperto, ultima curva passata in 15,5, ora i cavalli sono un po' stanchi, si butta di dentro Poker OP, ultimi 100 metri, Uvenia Mail sembra sul punto di poter prevalere. Uvenia Mail, Gianvito D'Ambroso vengono a vincere su Poker OP avvicinato da Andrea Vitagliano con Rasabax. Comunque la vittoria per Uvenia Mail, Gianvito D'Ambroso. Il training è quello di Marco Basile, la femmina, la Saura da Equinox B, anzi la Baia Chiara direi. Uvenia Mail vengono a vincere. Vediamo la lotta per il secondo posto. Poker OP è stato sensibilmente avvicinato da Rasabax, vediamo, forse è stato anche battuto da Rasabax. Al quarto posto è il 5 di Tina Turner F, al quinto il 10 di Tarek.